Ho detto alla gente anche domenica, se qualcuno vede i documenti da qualche parte, se me li porta mi fa un piacere, se no, come che ho fatto, sono andato dalla... Non c'erano tanti soldi, 60-70 euro, non di più. Ha chiesto un aiuto anche ai parrocchiani, don Giulio Fabris, derubato sabato sera del suo portafogli. Ignoti si sono introdotti nella canonica di Piazza Fiume a San Giacomo di Veglia mentre stava celebrando la messa vespertina. Il parroco si è accorto del furto una volta nel suo ufficio e vedendo il caos sulla scrivania, i fogli spostati, il breviario aperto, il portafoglio scomparso e il problema sono proprio i documenti. Tutto. Patente, carta d'identità e coso, come si chiama, la cartellino sanitario. È la prima volta che succede. No, è venuto altre volte, 3-4 anni fa. Stavolta sopra lì c'era anche il mio telefonino, non è neanche toccato. Credo che siano andate proprio col sicuro, sono andate dentro, preso e via. Sapevano che lei stava svolgendo messa. Probabilmente sì. Sull'episodio indagano i carabinieri, ma che non si tratti di un fatto isolato lo dice anche la titolare del bar che domina proprio la piazza di San Giacomo. Siccome di questi furti ultimamente ne abbiamo abbastanza, non solo il Don, anche su in paese da me, a Scomigo, non sappiamo esattamente se sono ragazzi o se sono dei professionisti. Comunque sicuramente siamo tutti allertati. Io stessa mi sento tante volte un po' a rischio. Infatti noi abbiamo munito il nostro locale di telecamere per questo motivo, perché siamo tutte ragazze, tutte donne, insomma, non è proprio così divertente, anche perché arriviamo la mattina presto, si va via la sera non tardissimo, ma a una certa la piazza qua è proprio vuota, quindi non che queste evitino i furti, ma sicuramente sono un piccolo deterrente, speriamo almeno.